Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Marostica. La nostra escursione di oggi sarà brevissima, facilissima, adatta a tutti e soprattutto culturale. Faremo una rilassante passeggiata partendo dal castello inferiore di Marostica e arrivando fino al castello superiore. In questo momento ci troviamo in Piazza degli Scacchi, da dove parte il nostro percorso, che è tabellato con il numero 1, e la prima tabella si trova dalla parte opposta della piazza, lungo un vicolo. Alle mie spalle c'è il castello inferiore, che si affaccia proprio sulla piazza, dove c'è la gigantesca scacchiera che a settembre degli anni pari ospita la famosissima partita a scacchi viventi, con personaggi in carne e ossa vestiti con i costumi d'epoca. Siamo in periodo prenatalizio ed è stata allestita anche una piccola pista da pattinaggio proprio fra la scacchiera e il castello inferiore. Ecco, questa è la chiesa dei Carmini, da dove finisce la strada e inizia il sentiero che sale al castello superiore. Voi siete qui, Chiesa dei Carmini. Il percorso che faremo noi è quello verde, e cioè il sentiero dei Carmini, che arriva al castello superiore, e dopo scenderemo da questa parte e faremo anche una deviazione al Colle Pauso e poi scenderemo dietro di là.
In pochi minuti siamo arrivati al Castello Superiore, dove volendo si può anche giungere in macchina. Un tempo qui dominavano i signori di Verona, gli Scaligeri, che avevano fatto erigere il doppio castello, quello inferiore e quello superiore, collegati da una doppia cinta di mura, all'interno delle quali c'era l'allora città di Marostica. Ecco, noi ci troviamo qui in questo punto, abbiamo fatto praticamente il giro del castello esterno, adesso prendiamo il sentiero verde e arrivati qui però ignoriamo la discesa diretta e andiamo fino al Colle Pauso. Pigrotto! Eccolo qua, questo è il pigrotto. Mamma mia, che cos'è? Credo che sia un cane che ha la stessa forma, sì. È un essere pigro. È un essere pigro. Sì, tipo cane. Sì. E ha esattamente la forma che c'è sul cartello. E dopo il doveroso omaggio a Pigrotto, che ricorda una persona, Elena Xauga, saliamo a quello che viene chiamato il Monte Pauso, ma in realtà, essendo alto circa 200 metri, è un colle. È qua vicino.
Che vista! Che vista, eh? Super panoramica. Adesso torniamo da Pigrotto e poi iniziamo l'ultima parte della discesa che ci riporterà in centro a Marostica. Da qua si vede anche la piazza degli Scacchi. Ormai ci troviamo a pochi minuti da Campo Marzio prima e il centro di Marostica alla fine. L'escursione di oggi è stata rilassante, culturale, panoramica e divertente. Noi ci salutiamo qui, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. E seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Autos. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX, grazie e alla prossima escursione con Antelacus.